Amiche ed amici di Futsal Funner, benvenuti alla Stella Azzurra. Siamo alle finali del Memorial Sgreccia. Oggi è una giornata dedicata totalmente alle categorie giovanili. Si affrontano in questa finale dei piccoli amici, quindi dei bambini nati dal 2006, il San Paolo Ostiense e il Circolo Marconi, quindi una specie di derby. Ma in questo caso perdono palla e ancora può ripartire il Marconi, sempre con lo stesso terminato offensivo. Passaggio impreciso e quindi può ripartire il Marconi. Azione che si sviluppa sul lato di sinistra, messo a sedere l'avversario e poi la doppietta del pivot del Marconi. Ottimo lo spunto del piccolo giocatore in maglia gialla che è rientrato sul destro. Si opta per una palla fuori, viene controllata, si va al tiro molto potente, molto preciso. Ottimo l'intervento del portiere, ottimo spunto sull'out di destra, un giocatore del Marconi che però perde palla e quindi può involarsi il pivot del Marconi. Tiro e palo. Che siamo giunti ormai al 12° del primo tempo. Il risultato è di 2-0 per chi attacca in questo momento, che potrebbe addirittura incrementare il passivo. E c'è infatti il 3-0 del piccolo Maurizio, tripletta personale. Una prova finora da incorniciare. Sta caricando i suoi sulle spalle. 3 gol di sinistra. Palla però imprecisa e quindi può ripartire il San Paolo Ostiense. 3 contro 2. Parte un tiro e ottima la risposta del portiere. Vada qui palla da parte del Marconi. Palla al limite dell'area che torna al bomber del Marconi che calcia da lontano. Palla che sorprende il portiere. 4-0. Rimessa a tre quarti offensiva. Palla messa dentro e c'è il gol del San Paolo Ostiense che in apertura di secondo tempo prova a rimettere in piedi il match. 4-1. Rimessa a tre quarti offensiva. Palla messa dentro e c'è il gol del San Paolo Ostiense che in apertura di secondo tempo prova a rimettere in piedi il match. 4-1. Presa sicura del portiere e ancora il San Paolo Ostiense che può impostare. E adesso l'azione si sposta sull'out di destra. Parte un tiro che è indirizzato verso lo specchio della porta. Palla dentro del Marconi, ancora al piccolo Maurizio. Un fenomeno lì davanti per i ragazzi in maglia gialla. Da un bacio alla traversa, i piccoli amici in maglia blu possono puntare la porta avversaria. Ottimo dribbling, si rifila sulla bandiera del calcio d'angolo il portiere, qui impreciso e ancora il San Paolo Ostiense, sempre lo stesso laterale sinistro del San Paolo Ostiense va a siglare la propria doppietta. Se fosse rimasto sulla linea di porta ci sarebbero stati grossi guai, perché era lì appostato il giocatore del San Paolo Ostiense che qui in questo caso riesce addirittura a prendere il palo dal pivot del Marconi che serve un compagno all'altezza del libero, va a calciare di sinistro, un gol bellissimo che si va a insaccare sotto al 7. 6-2 del Marconi. Ancora l'ultimo del San Paolo Ostiense, molto buono il suo disimpegno e infatti c'è il gol dei ragazzi in maglia blu, gol meritato. 6-3. Palla messa dentro troppo lunga e l'arbitro fischia adesso la fine dell'incontro. Il Marconi vince la categoria piccoli amici del Memorial Sgreccia 2014 con un 6-3 sul San Paolo Ostiense.